sono Bear Grylls. Vi mostrerò ciò che serve per uscire vivi da alcuni luoghi più pericolosi della Terra. Dovrò superare difficili sfide in luoghi in cui non durereste un giorno senza le giuste abilità di sopravvivenza. Ieri notte mi sono ubriacato con quelle bacche vinacce ed è sparito il mio cane. Paco! Paco! Vuole mangiarsi lo zombie. È meglio che lo prenda prima che si mangi lo zombie, se no mi infetta il cane. Sembra incredibile dover interrompere il cammino verso il vulcano, ma senza il mio grassone e fedele amico non posso andare avanti. Ora passeremo nel territorio dei cavalli inchiappiferi. Sembrano bravi, ma non piegatevi, ragazzi. Ho appena trovato un cavallo inchiappifero, guardate, com'è carino. Sembrano docili, ma non piegatevi mai a 90 gradi. E non dategli mai neanche le spalle. Te ne vuoi andare, piccolo cavallo inchiappifero? Cercati un cavallo inchiappifero da inchiappiferare. La fame è dura, ragazzi. Devo trovare qualcosa da mangiare, ragazzi, se no qua ci lascio la pelliccia. Andiamo, proviamo a cercare qualcosa. Ora proverò a catturare qualche preda. Ho appena avvistato un nido di ghiandaie a cacaterra. La ghiandaia a cacaterra ha l'abitudine di cacare le uova per terra. Ma ad un tratto vengo attaccato dalla ghiandaia a cacaterra. Cosa vuoi, ghiandaia? Lasciami in pace! Ricaccati 2 uova, io c'ho fame! Via! Con uno scatto felino riesco a far perdere le mie tracce. È stata dura, ma almeno ora abbiamo 2 nutrienti uova di ghiandaia a cacaterra. Ora andremo a recuperare il cane a casa dello zombie. Andiamo! Siamo quasi arrivati. Sicuramente là troveremo il mio cane. Maledizione, mi devo costruire un'arma. Ora abbiamo il materiale giusto per costruire un'arma. Un'arma che spacchi, che infilzi, che squarci. Ora vi mostrerò di che cosa è capace un soldato delle forze speciali. All'interno di questo zainetto ho un semplice coltellino svizzero. E poi con queste semplici taede di ficco d'India costruirò un'arma per distruggere quello zombie. Mi ricordo quando ero nelle forze speciali, ho costruito un bazooka utilizzando semplicemente l'ano di un cammello. Ok, ora sono pronto! Voglio vedere se non mi piglia il cane, brutto zombie! Andiamo! Siamo quasi arrivati, speriamo che non ci sia lo zombie. Il cane già lo vedo, è lassù, lo vedete? Eccolo là! A quanto pare non c'è presenza dello zombie. Speriamo che il mio cane ingordo non se l'abbia mangiato. Siamo salvi, sembra che il mio cane non sia infetto. Grande, grande! Ma ad un tratto la situazione si fa tesa. Sembra che qualcuno stia arrivando. Basta abbaiare, Paco, andiamo via da qui! Andiamo, Paco! Sbrigati, vieni, Paco! Vieni via da questo... Ma non muore! Porca puttana! Tiè, prendi questo! Mangiati questa noce! Zombie di... Maledizione! Mi è andata bene. Ragazzi, mi sono quasi asportato un testicolo, meno male che il colpo è uscito dritto. Nel mentre ci incamminiamo in un territorio sconosciuto, quasi spettrale. Credo ci troviamo nel territorio delle streghe. Ora sì che siamo nei guai. Cosa
vuoi, maledetta strega? Non riuscirai mai a prendermi! Non riesco a colpirlo! Si muove in una maniera incredibile! Maledetto! Andiamo, Paco! Scappiamo!